Amici bellini, andiamo a fare un recap di quello che è successo oggi, nuovo incontro con Giuffredi e tutto l'entourage di De Laurentiis per parlare di Di Lorenzo, ma non solo di Di Lorenzo a quanto pare, e qualche indiscrezione sulla maglia. Cominciamo. Allora, io mi sto divertendo tantissimo, non per la questione dei giocatori e dei procuratori, ma per questa questione qua, ma poi vediamo, perché poi la voglio sviluppare bene. Benvenuto Raffaele Dell'Anna, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Valerio Fluido da New York e mi piace parlare del Napoli, possibilmente tutti i giorni, non sempre ci sono nuove notizie, quindi qualche volta dobbiamo saltare il video, ma voi se lasciate il like mi invogliate a fare comunque qualche contenuto, e domani c'è il contenuto massimo, il contenuto maestro, cioè la presentazione di Conte, la prima conferenza, e non vedo l'ora, e sono le cose che a me piacciono di più, l'analisi delle parole, capire un pochino. E ho organizzato una live, c'è la live, c'è già la preview della live e l'ho messa intorno alle 4 perché la presentazione è prevista verso le 15:15, ci dicono, un po' di ritardo, facciamo che dura una mezz'ora, 45 minuti, insomma verso le 4 comincia la live, però se sta andando ancora in onda, appena finisce io finisco i miei appunti e andiamo live a bomba per fare il commento alle parole di Conte, che a quanto pare, vedete come si ricollega, lasciate il like, si è incontrato, Hotel Britannique, insomma non so quale hotel, importa poco, di nuovo con Giuffredi, di nuovo con De Laurentiis, tutto l'entourage, ci fanno sapere sinicropi eccetera eccetera, andiamo a capire, poi con l'ambrabam, andiamo a vedere un pochino tutte le notizie che vengono raccolte da inizio giornata. Prima di tutto era previsto l'incontro e c'è stato, poi ci fanno sapere trattativa per lo svincolato Elmoso non si è sbloccata in alcun modo, così come quella con il Torino per Buongiorno. Manna per questo motivo vira, vira su altri profili. Adesso si parla di Bijol, di Pavlovic, di Lacroix se n'era parlato l'anno scorso, e vabbè, vediamo, queste sono tutte cose che veramente lasciano il tempo che trovano finché non finiscono gli europei, è chiaro. E dopodiché si torna a parlare di Marin, l'accordo è stato raggiunto, ma a quanto pare molto complicata tutta la storia della recompra, quindi non si può ufficializzare ancora. E poi le smentite, perché come ti arriva una notizia arriva la smentita da qualche altra parte. Nessun rallentamento per Buongiorno, semplicemente non va avanti perché Cairo aspetta la fine, e questo lo sapevamo che si aspettava la fine dell'Europeo. Tutto pronto per il rinnovo di Meret, questa è una notizia che esce ogni anno e vediamo cosa succede, se Conte è deciso a confermare Meret in porta. Giuffredi ribadisce a De Laurentiis e Mana la volontà di andare via, ma ci sono spiragli di permanenza. Kvara resta incedibile, serve offerta shock, vediamo se il Paris Saint-Germain l'offerta è shock, nel senso oltre i 100, perché quella poi sarebbe shock e a quel punto ti devi organizzare. Non cambia la posizione su Osimhen che è in vendita, fa ridere che tu non vuoi vendere Kvara ma arrivano le offerte per Kvara, e invece vuoi vendere Osimhen perché l'ingaggio è troppo forte e non arrivano le offerte per Osimhen, fa sorridere. Zanoli che si avvicina al Genoa, prestito con diritto di riscatto, questo confermerebbe poi il discorso che hai preso Mazzocchi e quindi non ti tieni Zanoli, devi valutare poi il ritorno anche di Zerbin, insomma sulle fasce va fatto qualcosa di interessante. Ieri ci hanno fatto sapere che Spinazzolo è più che un'idea, vediamo, perché se te lo prendi, a me piace Spinazzolo, devi vedere come sta fisicamente, se te lo prendi come riserva molto molto bene, se fai uscire Mario Rui e metti Spinazzola almeno hai perso un po' il piedino di Mario Rui, ma hai guadagnato un po' più di fisicità che credo che a Conte serva, però deve essere in forma, altrimenti ti sei preso un giocatore su cui non puoi fare affidamento. Serve un titolarone sulla sinistra secondo me, oltre che dalle altre parti. E poi è arrivato Conte, è arrivato Mann, è arrivato Sinicropi, De Laurentiis, Giuffredi, poi è arrivato Giuffredi che fa pure lo spiritoso e dice no ma quando mai quello De Laurentiis non ci sta di là, va bene. E ci fanno sapere segnali di disgelo nell'incontro tra Napoli e la gente di Lorenzo, incontro positivo, ora le parti continueranno a lavorare per risolvere i problemi, ma non è chiaro, continua a non essere
essere chiaro. Oggi ha parlato anche Kvara, non voglio parlare del mio futuro, tutti quanti che ma io sono concentrato, e non fate parlare i propri. Tu sei concentrato, benissimo, all'inizio dell'Europeo si parla col procuratore, non ti fare uscire niente, se ti fanno la domanda rispondi che io devo essere concentrato e non deve uscire niente. Questo non vale solo per Di Lorenzo e per Kvara, vale anche per Çalhanoğlu, che è uscita la cosa del Bayern di Monaco. Però Çalhanoğlu ha fatto un post personale dove dice: ci tengo a dire che quello almeno ha rotto il silenzio, mentre invece sia Kvara che Di Lorenzo non sono concentrato, non mi fate parlare che sono concentrato. Quello che sarebbe carino, io sono giocatore del Napoli, non penso proprio a cambiare idea, e allora tu ti metti l'anima in pace, ma evidentemente non è così e quindi dobbiamo ragionare. Il Napoli blinda Folorunsho, accordo raggiunto per il rinnovo del contratto, perché poi quando ti incontri con Giuffredi sì, c'è la grana di Lorenzo, ma Giuffredi sappiamo che è anche titolare di molti altri cartellini, tra cui Folorunsho, e quindi accordo per Folorunsho. Il nuovo accordo scadrà nel 2029, ci fa sapere Di Marzio che ogni tanto qualche sciuliata la prende. Oggi mi pare che abbia scritto Daniele Maldini va a parametro zero, che il contratto è scaduto, in scadenza, poi ha dovuto cancellare il tweet perché non è vero che non era in scadenza, e Pedulà gliel'ha fatto notare. Ed è pure divertente seguire queste altre il mercato nel mercato, no? All'interno di questi degli esperti che cercano le notizie, a volte sono troppo frettolosi, dicono una cosa per un'altra, e noi siamo lì in attesa di grandi novità. E onestamente una delle novità che attendo e che attendiamo è questa qua. Mettiamoci un pochino meglio, perché questo poi si vede tutta la cosa del FIFA Creator. Allora, sono arrivate nuove indiscrezioni da SPAD. Io posso dire che ho aperto le danze? Sì, perché 2 giorni fa non ce l'ho fatta più, non c'erano leak, non c'erano niente, rumors, e quindi ho detto un po' fantasia mia e un po' i leak, i rumors. Il rumor che avevo letto era sul colletto, che doveva tornare a essere colletto, e l'altro numero era un numero, cioè la Coca-Cola al posto di eBay sulla manica. Ci fa sapere SPAD, si mette un po' di emoji, mette un emoji del serpente, il cambio della pelle con un video dove ci sta la mia pelle che cambia, insomma potrebbe essere, quindi ho fatto questo effetto. Ora non ci fate caso che c'è questo effetto traslucido che era una fantasia mia e che probabilmente non avverrà. È più interessante a livello grafico, ma è più anche probabile. Tu togli questa roba qua, diventa un pochino più pastello e viene meno lucida, così, e si vede di più questo eventuale pattern. Stiamo sempre nell'ambito delle ipotesi. Avevo indovinato però, come mia intuizione, una linea bianca sui lati di cui ci parla pure SPAD. Ovviamente il giallo era un'idea mia di mettere qualcosa dorato, per una questione che il dorato sta sempre bene, eleva un po' tutto. Però finora questa è la cosa qua le ho messe io in bianco celeste, perché SPAD dice il colletto è comunque tutto azzurro. Ho fatto per staccare un pochino anche l'immagine, perché poi tutta azzurra completamente, tipo quelle là degli anni passati, degli scudetti passati, potrebbe essere una cosa, però io l'ho fatta così per ora. Ci saranno nuovi aggiornamenti, qualche altro leak. Valentina ha chiuso i rubinetti, non mi risponde più, sarò entrato anche lì nella blacklist, gli avrò dato fastidio, non lo so, oppure credo che le stiano arrivando tantissimi messaggi da quando poi, insomma, non ci parlo solo io con Valentina, le arrivano messaggi dai tifosi e non è più possibile che risponda a tutti, e mi metto l'anima in pace e andiamo avanti, onestamente. Di conseguenza verranno sicuramente le domande per Conte, che ci daranno un pochino più un quadro. È chiaro che non potrà sbilanciarsi più di tanto domani, non lo so se lo farà con il modulo, non lo so se lo farà con i giocatori. Certo non gli puoi chiedere del mercato a Conte, ti risponde quelli non sono i giocatori miei, il mercato lo fa Manna e le solite cose. Però potremmo intuire qualche domanda sul capitano, è lecito farla ed è lecito anche rispondere, insomma io ci tengo, io ci punto, non è in discussione. Vediamo se utilizzerà delle parole forti tipo quelle della società quando hanno dovuto twittare, vediamo. I punti cardine si conoscono, le domande che si possono fare a Conte sono: tu hai detto, prima domanda, se sono bravi i giornalisti, tu hai detto una volta in un'intervista che non devi, era una conferenza in Inghilterra, che non devi sbagliare
puoi sbagliare la moglie ma non puoi sbagliare il portiere e il centravanti. Quindi possono arrivare le domande per Conte sul portiere, Meret, Caprile, torna Caprile, che ne pensi, eccetera eccetera, e il centravanti, perché ci sta la domanda su Osimhen. Ma se restasse Osimhen ti piace? Se arrivasse, che tipo di giocatore? Vuoi un giocatore alla Lukaku? No, senza fargli la domanda, viene Lukaku. Ti piace un giocatore alla Lukaku, cioè centravanti strutturato che mantiene la squadra, oppure un Raspadori falso 9, per farci capire, lo intendi seconda punta, puoi giocare con le due punte? Insomma, sono tantissime le domande tattiche che si possono fare a Conte. Insieme a queste, come vedi, ecco, potresti fare la domanda, come vedi Di Lorenzo? Invece di chiedergli il pettegolezzo, lo vedi più braccetto o lo vedi più tutta fascia? E noi capiamo anche che logica avranno le altre voci di mercato che usciranno, quindi c'è la difesa, se vuoi fare la difesa a 3, stai guardando l'Italia, ti convince il modo in cui Spalletti sta utilizzando la difesa a 3+1, che poi Calafiori si sgancia e fa quello che fa. Ma Calafiori non è un nome spendibile invece di Buongiorno? E insomma, sono tante le cose. Domani ci tufferemo proprio a bomba nella situazione. Voi lasciate il like qua, andate al like preventivo e domani ci vediamo in live. Io andrò a braccio e poi raccoglierò tutte le vostre considerazioni da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ci siamo quasi, ma domani comincia la stagione.